nord-est, situazione in peggioramento, scuole e passi di montagna chiusi, l'assessore Bottaccin, l'allerta rimane massima in serata all'attesa, all'acqua alta, la previsione di 120 centimetri. L'inchiesta della Procura distrettuale di Palermo sulla mafia nigeriana in via Pisa, Treviso, arrestato un 34enne, gestiva con la moglie un negozio etnico nel quartiere di Santa Bona. Iniziata questa mattina in commissione del Consiglio regionale l'analisi delle schede sanitarie, l'assessore ribadisce nessuna riduzione per l'ospedale civile. Fondo di ristoro vittime del crack dell'ex Popolari, gli occhi dei risparmiatori sono puntati sul Consiglio dei Ministri, l'intesa raggiunta dalla maggioranza alle prove del 9. L'Università di Padova si riprende un edificio occupato dai giovani dell'ex collettivo Gramiglia, stamattina all'alba il blitz di polizia e carabinieri alla mensa Marzolo. 10 anni al bandito dell'assalto alla gioielleria a Ponte di Nanto, la Corte di Cassazione conferma la pena per il benzinaio che intervenne e uccise un bandito, la Corte è stata clemente. Diffusione di video e immagini intime partite da Montebelluna nel Trevigiano, la battaglia per arrivare alla legge sulle revenge porn, a interpretarla una ricercatrice trevigiana. Per Manuel Bortuzzo, il nuotatore di Morgano colpito da un proiettile, si riaccende la speranza, dalla Svizzera una tecnica wireless che potrebbe farlo tornare a camminare. Buonasera e ben ritrovato, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, l'avete dunque sentito ora dai titoli. In primo piano l'ondata di maltempo in arrivo nelle prossime ore in Veneto, preoccupa l'impatto che la neve e la pioggia potranno avere su un territorio già ferito dalla tempesta di fine ottobre. Per questa sera è atteso intensificarsi dell'evento. Ovviamente ribadisco che non è un evento di portata come quella di fine ottobre, quindi nessun allarmismo, ma facciamo particolare attenzione in quanto il territorio che è stato danneggiato dalla tempesta Vaia non sappiamo precisamente come possa rispondere in alcune situazioni. Resta alta l'attenzione per il maltempo in arrivo nelle prossime ore sulla regione. Già nel pomeriggio a Belluno si registravano temporali di forte intensità, mentre dalla tarda mattinata ha iniziato a nevicare abbondantemente in montagna. Proprio per la neve sono stati chiusi Passi Falzare, Govaparola, Pordoi, Giau, Tre Croci e Fedaia, mentre passaggio interdetto e i mezzi con carico superiore ai 35 quintali sul passo Cimabanche e Montecroce Comelico. E arrivano anche i primi provvedimenti di chiusura delle scuole. Niente lezioni domani in tutti gli istituti del comune di Livino a Longo, che ha emanato un'ordinanza per l'intensità delle precipitazioni e il rischio valanghe. Stiamo monitorando costantemente la situazione, il grosso arriverà tra la serata e la nottata, il livello di allerta per noi salirà man mano che scorrono le ore, spiega il sindaco di Belluno Massaro. Sono previsti localmente fino a 200 mm di acqua, che è veramente un quantitativo veramente molto elevato, quindi si tratterà di capire questi 200 mm poi in quante ore vengono distribuiti. E poi c'è l'altra problematica invece che viene confermata a partire da questo pomeriggio prevalentemente, e cioè le copiose nevicate in quota. A 1500 metri si parla di quasi 1 metro di neve. E infine c'è il terzo problema, che è quello del vento. Durante le intensificazioni delle precipitazioni sono previste anche raffiche di vento molto forti. E inevitabilmente torna alla mente la distruzione provocata dalla tempesta di fine ottobre. Come sottolineato dall'assessore Bottaccin, a preoccupare è la tenuta di un territorio già profondamente ferito. Cercando di capire chiaramente come il nuovo territorio, dove non ci sono più gli alberi in alcune zone, dove ci sono state frane eccetera, reagirà a questo nuovo stress di questa nuova tempesta che è in arrivo. Ai cittadini l'appello dell'assessore Bottaccin. A evitare di spostarsi, se non è proprio necessario, nell'orario serale e nella prima parte della notte. Invito anche a segnalare chiunque eventuali situazioni di rischio che dovessero essere percepite telefonando alla nostra sala operativa della Regione. Ed è singolare per il periodo, eppure per questa sera si prevede a Venezia un'acqua alta eccezionale.
Il servizio maree del comune ha previsto per le 23:30 un picco massimo di 120 cm. Si tratta di un episodio abbastanza raro per il periodo. Eventi mareali con valori superiori a 115 cm in aprile, infatti, si contano sulle dita di una mano. 147 nel 1936, 118 nel 67, 115 nel 79 e 117 nel 2009. Il centro maree fa notare però che negli ultimi anni la stagionalità degli eventi di marea ha subito delle modifiche notevoli. Prendendo in considerazione il mese di aprile, negli ultimi decenni gli eventi superiori agli 80 cm, quelli con codice giallo, sono più che raddoppiati. Ricordiamo anche il fenomeno dello scorso ottobre, quando la marea ha raggiunto un picco eccezionale di 156 cm. Ed ora siamo alla cronaca. Maxi Blitz della direzione distrettuale antimafia di Palermo, l'operazione denominata No Fly Zone ha portato all'arresto di Treviso di un esponente della mafia nigeriana prelevato dalla sua abitazione in via Pisa. È finito in manetto un 34enne nigeriano residente in via Pisa. Gli uomini della squadra mobile di Treviso e di colleghi della questura di Palermo questa mattina sono andati a prenderlo a casa e lo hanno portato nel carcere di Santa Bona. L'uomo, secondo la direzione distrettuale antimafia, faceva parte della Supreme High Confraternity, un sodalizio ben radicato in Italia e in Europa. Si tratta di un'organizzazione criminale nigeriana specializzata in furti e reati contro la persona. L'uomo, con regolare permesso di soggiorno, vive da qualche tempo a Treviso assieme alla compagna connazionale ed è titolare di un negozio di prodotti etnici in via Ronchese nel quartiere di Santa Bona. Secondo gli inquirenti rappresentava una delle principali ramificazioni della mafia nigeriana nella Marca. La maxi operazione della direzione distrettuale antimafia di Palermo è scattata questa mattina in varie questure d'Italia. In totale sono state fermate 13 persone per sfruttamento della prostituzione. L'arresto del 34enne ha fatto subito il giro della città. Non ci aspettavamo un fatto così, commenta Enrico Renosto, ex consigliere comunale residente della zona, anche se qualcosa di strano l'avevamo notato. Avevamo notato che c'era una scarsa affluenza di clienti, quindi ci si chiedeva un po' come potesse tirare avanti e anche degli orari di apertura oltre le 21, le 22, qualcosa, certo nessuno si aspettava una notizia di questa portata. D'altra parte questa operazione ci fa capire che il nostro territorio è ben monitorato e attenzionato dalle forze dell'ordine. I commercianti che hanno il negozio vicino a quello del 34enne sono stupiti, persona gentile e tranquilla, dicono. Tranquilla, anzi non ho mai avuto niente dei problemi, niente. Salutare, buongiorno, come va, il lavoro come va, bene bene, basta, tutto là. Ma si aspettava che potesse essere una cosa del genere? No, perché non immaginavo neanche. Cioè per la persona è a posto, vedere così dopo. Lo conoscevo come vicino di negozio. E che persona era? Perfetto, regolare, arrivederci, corretto, basta. Ho sempre visto la moglie dentro il negozio, lui che veniva la sera finito di lavorare, andava via, ma non ho visto gente che veniva, andava, tornava, mai visti. Iniziata questa mattina in commissione del Consiglio regionale l'analisi delle schede sanitarie. Sentiamo. L'ospedale civile di Venezia non ha avuto una decurtazione di servizi, infatti rimangono i posti letto, le specialità e le apicalità, quindi credo che i veneziani sotto questo punto di vista possano e devono stare tranquilli, proprio perché ci sono anche delle eccellenze all'interno, ricordiamolo, del civile di Venezia. L'assessore regionale alla sanità rassicura così i veneziani dopo la mobilitazione dei giorni scorsi. Questa mattina è iniziata in commissione a Palazzo Ferrofini la discussione sulle schede sanitarie regionali. L'assessore, intervenuta in commissione insieme al direttore della pianificazione sanitaria veneta Domenico Mantoan, ha confermato tra i vari punti l'impegno a non depotenziare l'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia. Abbiamo già anche intavolato un discorso con il sottosegretario Coletto proprio per far sì di cercare di trovare una corsia per Venezia, visto che siamo anche in fase di discussione del nuovo patto della salute a livello nazionale. Il declassamento previsto dalle schede da ospedale di rete e ospedale di base dipende dalle nuove normative a livello nazionale imposte per la città al di sotto degli 80.000 abitanti. È chiaro che adesso inizierà la discussione, le audizioni, io ho già sentito anche l'amministrazione comunale di Venezia ed è in corso insomma questa discussione, ma soprattutto abbiamo avanzato questa richiesta. Per la fine delle schede vedremo un attimo cosa si riesce a fare. Novità in vista anche per risolvere il problema della mancanza di medici in corsia.
Abbiamo fatto la delibera, qualcuno ha detto delibera estrema, quella legata a richiamare i medici in pensione, proprio in casi estremi, mentre per il resto noi abbiamo tutto un pacchetto di iniziative inserite nel pacchetto autonomia e nel piano sociosanitario. Adesso cercheremo di attuare questo pacchetto di iniziative, tra cui anche quello di poter assumere gli specializzandi in corsia fin dal penultimo ultimo anno. Su questo stiamo parlando sempre con il Governo e con il Ministero della Salute. L'assessore elenca i punti di forza del nuovo piano regionale per la sanità. I punti qualificanti di questo piano sono sicuramente una maggiore distribuzione dei posti letto nelle aree più fragili, più nevralgiche, dove c'è più necessità, quindi pensiamo all'area medica, quindi geriatria piuttosto che medicina, una diminuzione contestuale sulle aree di materno-infantile, ostetricia e chirurgia, poi c'è un potenziamento dell'area sicuramente riabilitativa con anche l'individuazione in ogni azienda di un presidio riabilitativo territoriale. Ed ora parliamo del fondo di ristoro vittime del crack delle ex popolari. Gli occhi dei risparmiatori sono puntati sul Consiglio dei Ministri, l'intesa raggiunta dalla maggioranza alla prova del 9. Sono ore di attesa estenuante per i risparmiatori finiti stritolati nel crack delle ex banche popolari. I loro occhi, dopo una settimana di conferme e smentite, sono puntati sul Consiglio dei Ministri e su quel decreto crescita che contiene anche la norma sul fondo di ristoro. Noi ci auguriamo che abbiano capito che questa sera è ormai moralmente la data ultima. Poi la settimana prossima ci sarà un'altra possibilità, che è il decreto sui lavori pubblici. Il rischio di un ulteriore slittamento non è del tutto da escludere. Sul tavolo i nodi da sciogliere sono molti e non riguardano di certo più la somma da destinare finanziata dai conti dormienti. C'è la filosofia di darli a pioggia o di non darli a pioggia coi controlli. Secondo noi qualsiasi sia la scelta, che la facciano, perché un vero risparmiatore non ha problemi di essere controllato, perché un vero risparmiatore che è stato vittima, è dimostrato che è stato vittima dal precedente governo, da questo governo, dalle commissioni parlamentari di Casini, dalle procure. Già, la parola chiave è controllare, ma non da meno è la questione dei tecnici che dovranno dare i rimborsi blindati da eventuali azioni legali della Corte dei Conti. E ancora si sentono gli echi europei su rimborsi sì, ma ai casi di comprovata questione sociale. Insomma, il rischio di non uscire dalla palude è grande, senza contare che qualora venisse approvata si riparte e altri mesi serviranno per varare i decreti attuativi della legge. Intanto le associazioni sono pronte a scendere in piazza. Già domani davanti alle prefetture si ritroveranno in molti. Tutte le associazioni sono nel cosiddetto piede di guerra, ma non è piede di guerra, è una richiesta, un grido di dolore che viene lanciato dai risparmiatori. Ed ora ci spostiamo nel Padovano. L'università si è ripresa un edificio di sua proprietà occupato dai giovani dell'ex collettivo Gramigna. Stamattina all'alba il blitz di Carabinieri e Polizia. Dopo decenni di abbandono, l'università ha deciso di rimettere le mani sulla mensa Marzolo. La chiusa l'ha lasciata marcire per anni. Il blitz delle forze dell'ordine scatta all'alba, quando all'interno dell'edificio non c'è nessuno e gli occupanti sono così colti di sorpresa. Lo stabile in via Marzolo, zona degli istituti universitari, è di proprietà dell'università, ma da 5 anni era occupato da un gruppo di studenti, ex militanti del collettivo Gramigna. Per la casa dello studente fusinato, conosciuta da tutti come ex mensa Marzolo, l'Ateneo pensa a un futuro ambizioso. Investendo 11 milioni diventerà la scuola galileiana di studi superiori, una specie di normale di Pisa, con 187 posti letto, laboratori, palestra e sale studio. Ecco perché l'università vuole tornarne in possesso. Ingente lo spiegamento di forze dell'ordine. La strada viene sbarrata con i mezzi di polizia e carabinieri e poi presidiata da uomini in assetto antisommossa e dalle unità cinofile. Nessuno può passare, all'interno solo operai e camion per lo sgombero degli oggetti trovati. Tra l'altro in serata era prevista una festa, attesi molti giovani e in programma musica. I militanti del collettivo non ci stanno, reagiscono con rabbia, in pochi minuti si riuniscono davanti al cordone di sicurezza, appendono uno striscione e ripetono slogan contro le istituzioni, ma non si va oltre. Polizia e carabinieri mostrano i muscoli, anche se non c'è bisogno di usarli. Impossibile per i giovani, una trentina, anche solo ipotizzare di forzare il blocco. A metà
mattinata annunciano un'assemblea pubblica in piazza Portello per il pomeriggio, poi gli animi si scaldano e parte un corteo per le strade del quartiere prima di riunirsi nuovamente davanti all'edificio. Rimaniamo qua finché non ci daranno delle risposte. Intanto gli operai chiudono gli ingressi e caricano sui camion gli oggetti trovati, che vengono trasferiti in un magazzino dell'università. Sembra che ci siano anche impianti audio piuttosto costosi. Gli occupanti proveranno a chiederne la restituzione. 10 anni al bandito della rapina finita in sparatoria a Ponte di Nanto. La Corte di Cassazione conferma la pena per Graziano Stacchio, il benzinaio che intervenne e uccise un bandito. La Corte è stata clemente. 9 anni e 10 mesi. La Corte di Cassazione conferma la condanna a Oreste Derlesi, uno dei componenti della banda che nel febbraio del 2015 assaltò la gioielleria Zancanna a Ponte di Nanto, trasformando la via in un Far West. Una sentenza che mette la parola fine ad una vicenda che aveva visto finire sul banco degli imputati Graziano Stacchio, il benzinaio che sparò ed uccise uno dei banditi, e lo stesso gioielliere Roberto Zancanna. 10 anni scarsi, una sentenza che lascia comunque l'amaro in bocca nelle parole dello stesso benzinaio. Io dico che sono state anche clementi e può ritenersi anche fortunato che lì è ancora vivo, perché ci rendiamo conto che mi ha sparato 2 volte e io per 2 volte si sono messo in difesa perché si allontanassero, perché andassero via. E aggiunge: quando uno prende un'arma impropria, per me è già un assassino, è già una persona che è pericolosa, è già una persona che dovrà essere condannata, ma non per il tentato furto, il tentato rapina, ma no perché hanno abbandonato il loro compagno, ma neanche perché praticamente tutte ma solo per l'arma. Lo sa bene lui, ex alpino d'assalto da 54 anni col porto d'armi, che non teme di ritrovarsi un giorno di fronte allo stesso bandito. Se viene qua a prendere il conto, gli potrò fare il rifornimento, gli potrò spulire il vetro, gonfiargli le gomme, ma io penso che avrà molto tempo da meditare e da pensare. E se oggi al posto della gioielleria c'è un ristorante cinese, il suo modo di agire non cambierebbe. Quando c'è in gioco la vita degli altri, va difesa. Quindi insomma lo rifarebbe? Lo rifarei forse anche con un po' di più cattiveria. È partita l'indagine interna nei confronti della professoressa che ha partecipato agli scontri di piazza venerdì sera a Padova. Il provveditore ha già riunito i componenti degli uffici disciplinari. Le procedure sono state avviate, è iniziata l'indagine interna annunciata dal provveditore agli studi di Padova sulla professoressa dell'Istituto Alberti denunciata durante gli scontri avvenuti venerdì sera a Padova tra forze dell'ordine e militanti dei centri sociali che stavano contestando il corteo di estrema destra contro l'aborto. Maria Giachi, trentenne, docente precaria di matematica, attivista del collettivo politico Gramigna, è accusata di aver sputato e preso a calci alcuni agenti durante i momenti concitati delle 2 cariche in via Oberdan tra il comune e il caffè Pedrocchi. Il provveditore agli studi, Roberto Natale, ha già chiesto agli inquirenti tutta la documentazione per valutare il comportamento tenuto dall'insegnante al di fuori del contesto lavorativo. Nelle scorse ore inoltre ha già incontrato i componenti degli uffici disciplinari per la presa in carico del caso. Esiste un codice di comportamento per tutti i dipendenti pubblici che riguarda non solo la sfera professionale ma anche la loro vita sociale, ci spiega il provveditore. In questo caso la docente ha un ruolo educativo e deve essere educatore sempre, anche nella sua vita sociale. Alla professoressa Giachi dunque non si contesta il fatto che abbia manifestato. Manifestare è un diritto sancito dalla Costituzione, ma le modalità con cui lo ha fatto. Se i calci e pugni ai poliziotti venissero confermate dalle indagini, la docente rischierebbe una sanzione disciplinare che va dalla semplice censura al ben più grave licenziamento, come nel caso della professoressa di Torino, allontanata dalla scuola dopo aver augurato la morte agli agenti durante una manifestazione. Rapina nel primo pomeriggio ad Altavilla Vicentina ai danni del supermercato Stella. 2 persone travisate con caschi da motociclista hanno fatto irruzione nel negozio. Uno di loro, armato di pistola, ha puntato l'arma contro la cassiera ed ha intimato di consegnare i soldi in cassa, circa 3.700 euro. Poi sono fuggiti a bordo di uno scooter. Sul posto carabinieri che hanno fatto scattare le indagini. I militari stanno visionando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria.
Siamo tornati di nuovo in studio e torniamo a parlare della carenza dei medici soprattutto negli ospedali veneti. L'associazione dei direttori di anestesia lanciano un allarme. ADARV è l'associazione dei direttori di anestesia e rianimazione del Veneto. È un'associazione che è venuta a crearsi da una costola di un'associazione più ampia, è un'associazione che ha tutte le caratteristiche di iscrizione all'albo regionale, che non ha valenza o connotazioni né sindacali né scientifiche, ma che vuole essere un momento di confronto continuo mensile con tutti i primari di anestesia. Come intende portare avanti la sua presidenza per i prossimi anni? I nostri obiettivi sono quelli di interloquire con la Regione per quello che è la mancanza di medici, in particolare di anestesisti, fare un monitoraggio attento del personale in servizio, ma anche quello che andrà in pensione nei prossimi 3 anni. Essere disponibili ai confronti anche in termini di performance delle sale operatorie e delle appropriatezze di terapia intensiva, che era un percorso che avevamo già iniziato precedentemente. Lei ha citato un tema molto serio che è quello della carenza di medici, cosa ne pensa? La carenza di medici, di specialisti e anche di medicina chiaramente generale è un tema caldo e molto pericoloso. Deriva da una correzione di 20 anni fa e quindi tanto tempo ci vuole ad arrivare a un equilibrio. Ci sono delle soluzioni tampone che vanno messe in atto adesso, ma le altre, quelle a medio e a lungo termine, dovrebbero essere condivise con quelli come noi che sono ogni giorno sul campo. Ed ora parliamo di revenge porn, perché la prima ad aver dato il via all'iter che ha portato all'approvazione ieri alla Camera è una ricercatrice trevigiana. Sono onorata di essere stata comunque la faccia di tutto questo e di aver forse dato la prima spinta. Il volto è quello di Silvia Semenzin, 27 anni, di Montebelluna, ricercatrice in sociologia digitale all'Università di Milano. Grazie a lei e al gruppo di persone che è riuscito a sensibilizzare e mettere insieme nella lotta contro il revenge porn, oggi si avvicina ad avere una legge che punisce chi diffonde online immagini intime senza il consenso di chi vi appare. La battaglia di Silvia inizia quando lei stessa si scontra con vittime di revenge porn tra la sua cerchia di amicizie. Di fronte al dolore di queste ragazze inizia con le colleghe dell'università uno studio più approfondito del fenomeno. Organizza una conferenza alla quale prende parte anche Amnesty International. Io ho cominciato a collaborare con Amnesty per fare sensibilizzazione nazionale sull'argomento. Dopo la campagna sono finita a parlare proprio come testimonianza da parte di Amnesty International a una conferenza in cui c'erano anche le 3 associazioni che poi mi hanno chiesto pochi mesi dopo di diventare la faccia della campagna Intimità Violata. Da qui inizia il suo impegno come testimonial di Amnesty, che sfocia in una petizione rivolta al mondo politico. Abbiamo chiesto, lanciando la change.org, alle istituzioni italiane, facendo riferimento principalmente a Laura Boldrini, di varare una legge contro il revenge porn. Laura Boldrini è stata una delle prime firmatarie della nostra petizione. In meno di 2 settimane vengono raccolte 100.000 firme. È il primo passo concreto dell'iter politico. Il resto è storia di queste ultime ore, con l'approvazione alla Camera del Codice Rosso in cui è contenuto anche il revenge porn. Spero che le forze politiche abbiano capito anche il senso di questa campagna, che proprio si basava su dei principi cardine, tra cui il riconoscimento del consenso nel diffondere una foto, il rispetto della vita intima, la libertà sessuale femminile. Chi è vittima del revenge porn, spiega Silvia, vede la propria vita cambiare. Non tanto forse perché prova vergogna per quello che ha fatto, ma perché prova vergogna per il giudizio e l'etichetta che le viene messa addosso dal resto della società. E quello è quello che porta le persone poi anche a casi estremi come il suicidio, oppure a ripercussioni psicologiche che vanno dalla depressione all'ansia, alla autocensura online, fino poi proprio a dover cambiare lavoro, non trovarlo il lavoro, perché poi chiaramente se è una cosa su internet, pure le aziende, i datori di lavoro hanno accesso a queste informazioni. Per Manuel Bortuzzo, il nuotatore di Morgano colpito da un proiettile, si riaccende la speranza. Dalla Svizzera una tecnica wireless che potrebbe farlo tornare a camminare. Arriva dalla Svizzera la nuova tecnica che potrebbe permettere a Manuel Bortuzzo di tornare a camminare.
Ad ipotizzarlo è Grégoire Courtin del Policlinico Federale di Losanna. Si tratta di una stimolazione elettrica del midollo spinale wireless. Già sperimentata, 6 pazienti hanno recuperato la funzionalità delle gambe paralizzate. È prematuro parlarne, dice Courtin, che presenta in queste ore i risultati aggiornati della metodologia innovativa, ma potenzialmente Manuel potrebbe rispondere al trattamento. Certo, il caso del nuotatore è complicato perché la lesione spinale è stata determinata da un proiettile, ma sulla base dei dati ad oggi noti il giovane potrebbe rientrare nella tipologia dei casi potenzialmente rispondenti a questa tecnica. Fino ad ora sono stati trattati pazienti con lesioni spinali vecchie di alcuni anni, ma i test effettuati sui topi, ha spiegato Courtin, hanno dimostrato che un utilizzo della tecnica su lesioni recenti dà risultati notevolmente migliori. Per questo dal 2020 sarà avviata una nuova sperimentazione su pazienti con lesioni recenti. Prima di chiudere vi ricordo 20:10 ospiti in studio, Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle, Fabio Chiesse di Forza Italia, subito dopo 21:15 la Zanzega. Ed è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Va migliorando il tempo sulle nostre regioni, tuttavia nella giornata di venerdì avremo ancora una lieve instabilità in alcuni settori. Vediamo in quali. Nel dettaglio sul Veneto avremo piogge sparse ma piuttosto frequenti un po' ovunque, localmente anche alternate a maggiori schiarite. Migliorerà ovunque entro la notte. Temperature minime tra 3 e 9 gradi, massime in calo tra 9 e 13 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. La giornata risulterà ancora perturbata con precipitazioni diffuse un po' ovunque ma in lento miglioramento. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime comprese invece tra 11 e 12 gradi, quindi in netto calo. Spostiamoci infine sul Trentino Alto Adige. Non si esclude qualche pioggia al mattino, ma col passare delle ore potrebbe far capolino un timido sole. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime oscillanti invece tra 12 e 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.